Dopo la lunghissima estate del 2023, che ha deciso di portare il suo bagaglio fatto di temperature sopra la media e siccità fino alla metà di ottobre, l'autunno ha preso finalmente domicilio nell'altopiano dei 7 comuni. In una manciata di giorni si è passati da una massima di 26 gradi che ha caratterizzato la conca centrale e l'affaccio sulla pianura fra Asiago, Conco e Lusiana, fino a una minima di 0 gradi di questa notte. E anche qualcosa di meno in alcune zone. Ecco una foto che ci ha mandato un nostro telespettatore che conferma il raggiungimento dello zero nella mattinata a Gallio. Le varie centraline dell'altopiano hanno segnalato temperature anche piuttosto basse per il periodo. Qualche esempio? Ad Asiago la colonnina di mercurio si è fermata 1,5 gradi sotto lo zero e al rifugio Campolongo, oltre 1500 metri nel territorio di Rozzo, si è arrivati a 2,7 gradi sotto lo zero. Il record però spetta come sempre alla piana di Marcesina, che per la sua particolare conformazione è conosciuta come la piccola Finlandia d'Italia. Nella notte il termometro dell'ARPA va segnato addirittura 7,5 gradi sotto lo zero. Insomma, dopo un periodo di inattività, le caldaie e le stufe a legna della montagna vicentina sono partite a pieno regime e ora gli occhi di tutti sono puntati sulla perturbazione che i meteorologi hanno annunciato per i prossimi giorni, che potrebbe portare molta pioggia e un peggioramento delle condizioni su tutta l'area.